Il comune di Sciacca al collasso per 6 milioni di euro di evasione dei tributi. Il servizio di riscossione sarà affidato ad un privato. Daniela Spalanca. Ammonta a 6 milioni di euro la sacca di evasione che colpisce il comune di Sciacca. Si tratta di tributi non pagati da anni. Adesso l'ente ha preso una decisione: affidare a un privato l'accertamento per fare in modo che questo denaro venga recuperato. Secondo il vice sindaco e assessore al bilancio Enzo Porrello, questa è l'unica soluzione in grado di migliorare le condizioni delle casse comunali, e aggiunge: da oggi inizierò a lavorare a questo progetto col dirigente di ragioneria Filippo Carlino. Purtroppo con la Serit non siamo riusciti a riscuotere molte somme. Procederemo attraverso un bando già a breve, tra gennaio e febbraio. Ormai lo Stato non manda più nulla, conclude il vice sindaco, e mi riferisco alle notevoli riduzioni di trasferimenti. Insomma, una strada obbligatoria alla luce delle mancate risorse comunali. L'evasione in particolare riguarda IMU, tassa per i rifiuti, e non solo. La rata IMU del dicembre scorso ancora in queste ore viene conteggiata al Comune, perché, come evidenzia Porrello, ci sono somme che continuano ad arrivare, ma il Comune dovrebbe riscuotere per intero la somma prevista di 2 milioni e 100 mila euro. Stiamo incassando le ultime somme e possiamo affermare che i pagamenti rispecchiano ampiamente le attese. Le magre casse comunali dovrebbero migliorare nei prossimi mesi, quando arriveranno le somme pignorate alla Regione, che pagherà il debito EAS di 4 milioni e 200 mila euro. A deciderlo la settimana scorsa il giudice Alida Marinuzzi del Tribunale di Palermo, rigettando l'opposizione dell'EAS, che aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione. Sarà la Regione a pagare per interventi che il Comune aveva effettuato negli anni passati di manutenzione della rete idrica e degli impianti, sostituendosi all'EAS. Il giudice ha fissato una nuova udienza per il 7 marzo per procedere all'assegnazione materiale delle somme. E con maggiore ossigeno per le casse comunali saccensi si eviteranno disagi nel pagamento degli stipendi al personale comunale o di far ricorso alle somme richieste dai fornitori, in particolare la Sogeir, che hanno fatto scaturire azioni di protesta.